Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati ad una nuova puntata in diretta in compagnia di Ore 13 Salute. A causa dell'artrosi le articolazioni si deformano e così avvertiamo dolore. Come trattare dunque l'artrosi del ginocchio e dell'anca? Dovete sapere infatti che questa è una patologia comunque molto diffusa, allora oggi cercheremo insieme di conoscerla un po' meglio anche per capire i pro e i contro dell'intervento chirurgico e anche per capire quelle che sono le nuove frontiere di cura. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Claudio Melchior, primario di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta 0422 1626 798 per chiamarci in diretta a fare una domanda insomma, al nostro ospite. Allora, intanto ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, sì. Quindi insomma sono un distretto unico fuso, quella di ortopedia e traumatologia, appunto l'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto è un reparto, un'unità molto importante, di grande tradizione proprio in questo settore di cui parliamo oggi, quello dell'artrosi di anca e ginocchio, no dottore? Certo, sì, diciamo che il reparto, perché adesso è un reparto unico, ha sempre avuto una ottima tradizione e cultura nella materia. Lavoriamo insieme e riusciamo a svolgere un'attività abbastanza intensa, infatti così è diventato un reparto piuttosto grande anche. L'attività che svolgiamo consta di circa 3.000 interventi chirurgici annui, globali di ortopedia e di traumatologia, e riusciamo a erogare circa 30.000 prestazioni ambulatoriali e abbiamo una mole di ricoveri che si aggira oltre i 3.000 ricoveri. Quindi 3.000 interventi chirurgici non soltanto di anca e ginocchio, ma in generale di ortopedia e traumatologia. Esatto, sì, ovviamente l'ortopedia e traumatologia fa parte del sistema sanitario nazionale, per cui diciamo che le nostre attività istituzionali non sono solamente la parte elettiva, bensì anche la parte che riguarda la traumatologia e l'urgenza ortopedico-traumatologica. Quindi, insomma, per dirla in breve, tutti i traumi, le fratture, insomma, ecco, quindi insomma che accedono direttamente al pronto soccorso. Tramite pronto soccorso, sì. Quindi viene trattato anche questo. Senta, all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto si punta, insomma si sta puntando molto anche a potenziare quella che è la traumatologia dello sport. Insomma sappiamo che Treviso comunque è una provincia molto sportiva, quindi insomma anche questo si sta cercando di potenziarlo. Certamente Treviso ha una tradizione di sport diciamo molto con altissima incidenza, ecco, nella media nazionale. Infatti Treviso, ma è tutta la provincia, è proprio considerata una provincia di sportivi, grazie anche a società professionistiche e non, che hanno avuto sempre un grande richiamo, una buona tradizione, dal calcio al rugby, al pallavolo, al pallacanestro, per cui questo ha svolto la funzione di volano nei confronti dei giovani, ma anche non solo, perché adesso, proprio poi entreremo anche nel contesto dell'argomento, tanti anche non più giovani svolgono attività sportiva. Noi abbiamo sempre dato un buon servizio anche nel passato, c'è sempre stata molta attenzione, diciamo così, alla traumatologia dello sport, abbiamo sviluppato delle competenze che ci hanno permesso anche di dare un servizio di qualità. Certo, anche perché insomma sappiamo che fare sport fa bene, però ogni tanto qualche intoppo può accadere. Entriamo nello specifico del tema di oggi. Si sente sempre molto parlare di artrosi, che cos'è? Ce lo spiega bene? Beh, per essere proprio semplici, perché altrimenti il discorso diventerebbe un po' difficile da comprendere, l'artrosi non si può inquadrare con invecchiamento, tanti dicono ho l'artrosi perché sono anziano, ma non è in realtà così, è un processo degenerativo che coinvolge tutte le articolazioni del nostro corpo, cioè non ce n'è una che sia esente. Cosa vuol dire processo degenerativo? È un processo per cui l'articolazione gradualmente si usura. E alla base di questo ci sono ovviamente fattori biochimici, ormonali, che insomma ci sono studi approfonditi, ecco. Anche se il vero meccanismo dell'artrosi primaria
non è proprio stato completamente identificato. Ci sono alterazioni a livello della cartilagine articolare, che è quella superficie che riveste, diciamo, l'osso a livello delle articolazioni, dei cosiddetti giunti del nostro corpo, dove c'è il movimento, che gradualmente, per moltissimi motivi, si usura, si deteriora, si consuma e pian pianino perde la sua funzione di permettere uno scorrimento senza attrito. Però insomma, l'ha detto lei, non è un'usura delle articolazioni che è legata solamente all'avanzamento dell'età, all'invecchiamento, non è solo questo. Esatto, no, non è legato solo a questo, tant'è che ci sono anche ottantenni che si fratturano il femore e noi li operiamo, perché in quei casi bisogna anche sostituire la testa del femore, hanno delle teste del femore con una cartilagine, diciamo, molto bella, insomma potrebbe essere la cartilagine di uno molto più giovane. Ha dei segni di invecchiamento perché cambia il colore, perché le fibre elastiche che la compongono si deteriorano. Io faccio sempre l'esempio che è come un elastico io lo uso, a un certo punto comincia a sfibrarsi, si sfalda e si rompe. E le fibre elastiche che ci sono nel nostro organismo, nella nostra cartilagine, tendono a perdere un po' la loro caratteristica iniziale e si sfaldano. La stessa cosa vale per la cartilagine, però non è proprio legato completamente all'età, è legato a tantissimi altri fattori che sono fattori genetici, fattori costituzionali, ambientali, anche all'alimentazione, a volte poi ci sono tanti così, diciamo, tanta carne al fuoco, ecco. Però la causa precisa ancora non è che si conosce in modo dettagliato. Tutte le articolazioni sono soggette ad artrosi? Tutte, perché dove c'è movimento c'è usura. Quali sono invece quelle che vengono maggiormente colpite dall'artrosi? Maggiormente colpite, diciamo, che sono l'articolazione dell'anca, del ginocchio, del pollice, della base del pollice e della colonna vertebrale. Queste sono quelle, diciamo, più frequentemente interessate, che hanno un'incidenza maggiore, tant'è che per dirla così in soldoni, l'articolazione del ginocchio sopra i 60 anni, una persona su 1000 soffre di artrosi dell'anca, del ginocchio, scusate, mentre dell'anca sono circa 1 su 2000 sopra i 60 anni. Però l'artrosi può colpire anche, queste sono quelle chiaramente che sono maggiormente colpite, però ad esempio anche l'articolazione della mandibola può essere intaccata dall'artrosi. Sì, queste sono, diciamo, più, come si può dire, patologie un po' più di nicchia, diciamo, nel senso che poi non sono neanche patologie ortopediche, perché non è che tutte le ossa sono dell'ortopedico, la maggior parte, ma non tutte, però certamente ci possono essere alterazioni di natura artrosico-degenerativa che colpiscono anche l'articolazione temporomandibolare, sicuramente. Sì. Senta, il meccanismo che sta alla base dell'artrosi è un meccanismo molto complesso, complicato, però è vero che è ancora un po' poco conosciuto? Allora, per quello che riguarda l'artrosi primaria, sì, in parte è vero, non è proprio completamente vero. Acquisizioni più recenti, cioè degli ultimi 10-15 anni, hanno dimostrato, ad esempio, nell'artrosi dell'anca, detta anche coxartrosi, che ci sono delle dismorfie, cioè delle alterazioni di forma della testa del femore o della parte articolare che sta nel bacino, no? Il cosiddetto acetabolo. Si è visto che ci sono proprio delle alterazioni di forma, ma queste sono cose genetiche perché risalgono ancora alla formazione in utero e allo sviluppo. Per cui modeste alterazioni di forma della testa del femore, adesso per dirla proprio in parole molto semplici, che non è perfettamente sferica, con il tempo, dopo milioni di cicli, perché quando noi camminiamo ogni passo è un ciclo, no? Per cui nella vita facciamo milioni di cicli, tutti questi cicli comportano delle leve diverse, insomma, per cui provocano delle alterazioni che nel tempo, negli anni, in 20-30 anni, portano a questi stadi qui di artrosi. Vi dico, è un'acquisizione degli ultimi 10-15 anni, il conflitto femoro-acetabolare, che porta all'artrosi dell'anca. Quindi insomma si è venuti sì, diciamo a ci sono conoscenza di questo. Per cui
Poi ci sono anche meccanismi che ancora non si conoscono sicuramente, soprattutto nell'artrosi primaria, perché ci sono meccanismi molecolari, cioè a livello proprio molto, molto in piccolo, insomma, ecco, che ancora non si riescono a conoscere. Che ancora non hanno una spiegazione. Abbiamo subito una telefonata in studio. Certo. Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea. Mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana, prego. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore che oltre che la cosa genetica, come si dice, non ci può essere anche un fatto che una persona abbia lavorato molto nella vita e abbia abusato delle proprie ossa, diciamo. Che io non penso che ci sia... io per esempio ho le dita delle mani con le nocche su tutte le dita. Comunque ho ancora molta utilità, cioè voglio dire, riesco a maneggiare bene le mie cose, magari cucire o fare cose del genere. Ma io ne ho dappertutto e quando sono a letto mi fanno male le anche, sento un dolore alle anche o soprattutto alle anche, al bacino. Grazie Adriana, sentiamo cosa risponde il dottore. Allora, due cose. Prima la signora diceva può essere legata un po', insomma, agli sforzi eccessivi, quindi al lavoro che un po' usura le articolazioni? Questa può essere una concausa, non la causa principale. Il sovrautilizzo o overuse, come dicono gli anglosassoni, insomma, esiste sicuramente e può portare a delle alterazioni in un terreno però predisposto. Quindi deve esserci già una predisposizione. Sì, c'è una predisposizione genetica solitamente, e un sovrautilizzo dell'articolazione o delle articolazioni può portare a un peggioramento, forse anche non da un punto di vista proprio anatomico, cioè di alterazione proprio visibile, no? Quanto sul dolore, perché come spiegavo prima, adesso non so se il caso può essere questo, perché poi il dolore all'anca cioè, comprende tante cose, non è che deve essere per forza un'anca artrosica, potrebbe avere anche una tendinite per esempio da sforzo, sì, esistono queste cose senza alterazioni anatomiche, no? Però un utilizzo, diciamo così, anomalo, cioè soprattutto in un'anca che ha un po' di predisposizione, come dicevo prima, quelle lievi deformità, difformità, no, della forma, ecco, queste potrebbero nel tempo, con un utilizzo molto molto accentuato, portare a un'artrosi dell'anca. Poi la signora Adriana diceva il dolore notturno, però ne parliamo subito dopo la pubblicità, perché insomma su questo andiamo anche un po' ad approfondire, no? Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi, a tra poco. Tom. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo di artrosi dell'anca e del ginocchio. 0422 1626 798 per chiamarci in diretta, insomma risponderà alle vostre domande il dottor Claudio Melchior, primario di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Riagganciandoci alla telefonata precedente, la signora Adriana diceva io sento molto dolore durante la notte, quindi quando si è distesi a letto. È uno dei sintomi anche questo? Beh, il dolore notturno nell'artrosi diciamo dell'anca in questo caso avviene solamente nelle fasi molto molto avanzate. Di solito il dolore notturno non è così presente. Il dolore da artrosi, adesso per essere molto così, per fare un esempio, parliamo dell'artrosi dell'anca o coxartrosi come dicevo prima, di solito il dolore si ha all'inizio del movimento. Poi quando i muscoli, diciamo, si scaldano, l'articolazione si scalda con il movimento, il dolore pian piano recede per ricomparire quando ci si raffredda. La notte non è un dolore a riposo, il dolore a riposo lo si ha nelle fasi molto avanzate. In questo caso qui potrebbe esserci un dolore notturno o da posizione, oppure dovuto anche a una tendinite del medio gluteo, che è uno dei muscoli glutei che
funzionano molto per la deambulazione, cioè per camminare, che ha una funzione diciamo principe nella deambulazione, a volte danno delle tendiniti molto fastidiose che vengono così dette in modo molto, cioè proprio semplice, periartrite dell'anca, però è una manifestazione extraarticolare, cioè non interessa l'articolazione, proprio dentro l'articolazione, dove invece interviene l'artrosi dell'anca, cioè dove quando proprio si consuma la testa del femore sul bacino muovendosi. Ecco. Quindi si sviluppa in un altro Si sviluppa appena in parte, zona, sì, non certo. è che siamo lontani 1 metro, siamo lì, è tutto lì vicino, però chiaramente le tendiniti del medio gluteo possono dare questo tipo di dolore, soprattutto notturno, la posizione, ed è un dolore anche così da sovrautilizzo, cioè ecco, da sforzo. Ecco. Certo, prima di sentire la prossima telefonata, un passaggio su un'altra cosa che ha detto la telespettatrice di prima, la mano, no? Le nocche. Sì, allora così le interpreto, molto probabilmente la signora soffre di artrosi delle piccole articolazioni delle dita, infatti parlava di noduli, che sono noduli di Eberden, il nome sarebbe questo, e sono dei nodulini di tipo artrosico, si sviluppano proprio nelle piccole articolazioni portando anche nel tempo delle deviazioni. Proprio assiali, cioè nel senso che il dito pian piano si storge eccetera, ovviamente sono dolorose nelle fasi in cui sono infiammate, impediscono anche il movimento, di poter utilizzare bene la mano e per quello che riguarda questo tipo di artrosi proprio la genetica si è visto che è il fattore principale, tant'è che sono ereditarie e di solito si trasmettono proprio di generazione in generazione. Penso si riferisse a questo la signora. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Buongiorno, pronto? Buongiorno, con chi parliamo? Pronto, mi sente? La sentiamo bene. Pronto, con chi parliamo? Sono Fregonese, qua del mondo di Adane. Senta, volevo sentire dal professore, perché io purtroppo sono 2 o 3 anni che soffro di un'artrosi all'anca sinistra severa, cioè praticamente tutta misurata alla cartilagine. L'ortopedico che mi chiede, ovviamente guarda, non è possibile operarlo in quanto ha patologie un po' a rischio. Mi stanno facendo la ginnastica, ma certe volte non riesco nemmeno a camminare, sono in carrozzina, ho un deambulatore, in macchina non posso andare, le scale non riesco a farle. Cosa si può fare? Allora, non è molto semplice insomma, poter dare una risposta anche univoca, però insomma, cosa possiamo consigliare al telespettatore? Ma io gli chiederei anche la sua età, perché è importante avere un riferimento. Quanti anni ha signore? 73. 73. Adesso sì, questo probabilmente è un quadro complesso, nel senso che i motivi così della inoperabilità bisognerebbe conoscere un po'. I problemi, secondo sono praticamente il fegato che è un po' malmesso, ho problemi un po' in genere, ho fatto anche 7 mesi di ricovero. Io guardi, veramente ho di dolori alle volte che sono tremendi proprio. Insomma, abbiamo capito qualche altra cosa legata al fegato che può insomma... Sì, adesso vabbè, supponendo che non possa operarsi perché ha delle controindicazioni diciamo assolute per il rischio operatorio eccetera. Sì, esatto, per rischio operatorio me l'ho detto. Sì, ovviamente sì, non è che è così semplice risolvere un problema di questo tipo, perché naturalmente se la situazione locale dell'anca è talmente grave che si è usurata e necessita di una protesi, ma non si può fare, vuol dire che proprio siamo arrivati alla fine della vita dell'articolazione. Si può ovviare, diciamo, stare un po' meglio riducendo un po' il dolore con la terapia farmacologica, poi c'è un trattamento che si può fare localmente che si chiama radiosynovio ortesi e che si pratica in medicina nucleare a Treviso, in cui viene iniettato un radiofarmaco
nell'articolazione insieme anche un po' di cortisone che diciamo così, provoca una sinoviectomia chimica. Spiego cosa vuol dire, cioè praticamente porta via gradualmente, scioglie un po' la membrana sinoviale che è la capsula dell'articolazione, la parte infiammata, e può dare un po' di beneficio, ovviamente sì, un po' di sollievo, però non è che risolve il problema, perché il problema è risolvibile in questo modo, è solo chirurgicamente risolvibile. Allora, noi sì, perché il ortopedico che mi segue mi ha fatto infiltrazioni di acido ialuronico, mi fa delle infiltrazioni, però ho detto servono solo per alleviare il dolore, ma certo non per guarirla. Questo è il mio problema. Allora, il signore, se ho capito bene, da Valdobbiadene, giusto? Sì, esatto. Ecco, che non è neanche poi lontanissimo, no, insomma, dall'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, dove insomma il dottor Melchior è primario, quindi magari possiamo consigliare di... Sì, poi non so, adesso è una valutazione generale, quello sì, andrebbe fatta, l'ha già fatta immagino da quello che ho sentito, però se nel caso di inoperabilità, cioè non si può operare perché il rischio è troppo elevato, un'alternativa per farlo soffrire meno fondamentalmente, ecco, potrebbe essere la radiosynovia ortesi. Ecco, insomma, abbiamo capito. A posto? Abbiamo risposto, grazie? Grazie a lei, salve. Grazie. Allora, torniamo a parlare proprio di artrosi del ginocchio e dell'anca. Io vorrei capire un po' l'incidenza. Sono gli uomini o le donne maggiormente colpite, a partire da quale età? Perché abbiamo detto l'invecchiamento, insomma quello normale che accade, certo, c'entra, ma non è la causa principale. Insomma, vorrei che ci spiegasse un po' l'incidenza. Allora, dai 40 anni in su, diciamo dai 40 ai 50 anni sono più colpiti gli uomini, 40-55 anni, mentre invece dopo i 60 anni sono più colpite le donne, l'incidenza aumenta nelle donne. Il picco massimo si ha tra i 75 e i 79 anni. Diciamo che in Italia il 20% della popolazione soffre di artrosi un po' generalizzata, ecco. E la parte, diciamo, da leone la fa l'artrosi della colonna vertebrale, detta anche spondilodisco artrosi. Per cui che non è che è sempre trattabile chirurgicamente, diciamo, spesso si tratta con la fisioterapia, con la ginnastica, con terapia farmacologica, ma soprattutto facendo del movimento, degli esercizi, perché si mantiene la colonna un po' più elastica e si robustiscono quei muscoli detti antigravitari che sostengono la colonna, perché noi siamo soggetti alla forza di gravità tutta la vita, che ci tira verso il basso. La colonna vertebrale tenderebbe a crollare da una parte o dall'altra. Ci sono dei muscoli che si chiamano antigravitari che con il tempo tendono a perdere un po' di tono, no? Di forza, diciamo così, e vanno mantenuti sviluppati, proprio perché ci permettono di stare meglio. Poi anche qui ci sono fattori ereditari, fattori predisponenti, infiammatori, infettivi anche, che possono far precipitare una situazione o farla peggiorare, per cui è un discorso veramente molto ampio e complesso che detto in due parole è difficile riuscire a spiegarlo. Le cause sono molteplici comunque. Sì, esatto, perché io prima parlavo di artrosi primaria, ma esiste anche l'artrosi secondaria. Allora l'artrosi primaria ha cause genetiche, ereditarie, molecolari, poi ho accennato prima ai cosiddetti dismorfismi, cioè quelle alterazioni della forma della testa del femore o dell'acetabolo che possono negli anni portare a delle alterazioni di tipo artrosico, cioè degenerativo, e queste, diciamo, sono anche di recente acquisizione. Poi abbiamo tutto il gruppone delle artrosi secondarie. Le dirò che qua tra gli autori, diciamo, sono un po' discordanti, non è che c'è proprio tutta questa convergenza di opinioni, però insomma, per essere anche semplici, parliamo di artrosi secondarie in cui ci sono tutte quelle degenerazioni artrosiche che sono dovute a alterazioni dell'asse anatomico, per esempio per stare nel ginocchio, il ginocchio varo, il ginocchio valgo, credo che tutti ne abbiano sentito parlare. C'è le ginocchia X, le ginocchia cavallina, insomma, per dirle in termini proprio così semplici, che ovviamente negli anni portano delle
dei sovraccarichi più da una parte che dall'altra, e questo crea dei consumi maggiori. Adesso proprio in termini proprio semplici, l'articolazione si consuma più da una parte e meno dall'altra. Questi sovraccarichi con il tempo usurano la cartilagine, ma addirittura usurano anche l'osso sotto la cartilagine, che viene chiamato osso subcondrale. L'osso reagisce perché ovviamente dove è sovraccaricato è come un callo, no? Se la scarpa batte sul tallone si forma il callo, e qui uguale, l'osso sovraccaricato forma l'osteofita, una specie di protuberanza ossea, perché reagisce per sostenere questo carico abnorme su una superficie piccola. E queste sono insomma le artrosi secondarie. Poi ci sono anche artrosi dovute ad infezioni, a malattie sistemiche come l'artrite reumatoide per esempio, sì, o dovute ad alterazioni vascolari, perché l'osso è soggetto all'infarto, anche l'osso, cioè a un certo punto un'arteriola si chiude, il sangue non arriva, quella zona d'osso non viene più vascolarizzata e pian piano crolla e si riassorbe e deforma per esempio la testa del femore o deforma la tibia, insomma. Abbiamo una telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, mi chiamo Maria, buongiorno allo studio, al primario. Buongiorno. Prego Maria, ci dica. Volevo chiedere, mi è stata diagnosticata una gonartrosi al ginocchio e volevo appunto nello specifico sapere in cosa consiste, e mi hanno consigliato di fare appunto un intervento di protesi. A 63 anni consiglia lei primario, dopo che ho avuto dolori giorno e notte e mi passava non con gli antidolorifici ma solo col ghiaccio. Vuole fare qualche altra domanda, non so, per capire meglio? Adesso sta ancora male, c'è ancora problemi, riesce a camminare, quanto riesce a camminare? Diciamo che a camminare ho avuto molta difficoltà dopo 3-4 mesi a questa parte, adesso sono 15 giorni che il dolore è calmo e riesco a camminare, insomma. Ma io le posso... Però purtroppo avevo forti dolori all'interno del ginocchio, mi sembrava proprio come tutte fitte accoltellate, diciamo, ormai non ne potevo più. Cosa possiamo dire a Maria? Adesso io le posso rispondere in questo modo, ovviamente la diagnosi, l'esame principale per fare diagnosi di artrosi, che sia dell'anca o del ginocchio, che sia della spalla o di qualsiasi articolazione, è la radiografia. E l'esame... Sì, che ho fatto la risonanza magnetica. Ecco, diciamo è già meno importante come esame se c'è un'artrosi proprio conclamata. L'esame principale è la radiografia. La risonanza è un esame di utilità che può avere indicazione, diciamo così, per approfondimenti però di altra natura. Per quello che riguarda l'intervento che le è stato proposto, ovviamente ci si basa molto sulle immagini radiografiche e poi sulla sintomatologia, cioè su come sta il paziente, quanto dolore ha, quanto riesce a camminare, se ce la fa a fare le scale, l'autonomia insomma che può avere. Perché naturalmente noi diamo l'indicazione, diciamo guardi, lei ha un ginocchio che è molto rovinato e non ha più, diciamo, speranza di migliorare, tenderà sempre a peggiorare, perché non è, cioè, tutto peggiora, poi non è che è una cosa che si ferma lì e rimane lì per anni. Per quello che riguarda il momento di fare l'intervento, come nel suo caso, io mi riferisco a questo, cioè se dice dobbiamo operarlo, però è un po' lo sceglie un po' il paziente, nel senso che lui dice io non ce la faccio più, comincio a camminare meno, non riesco a muovermi, magari andavo a camminare sempre 2 volte alla settimana, adesso devo rinunciare. Allora quello è il momento di dire forse è meglio che mi metto in lista per fare l'intervento. E sa perché glielo dico? Perché altrimenti se uno aspetta finché non ne può più e si trova ridotto che veramente fa fatica a alzarsi dalla sedia, perde la muscolatura, aumenta di peso, perché fra l'altro il sovrappeso peggiora la situazione e aumenta il rischio operatorio, e quando viene a fare l'intervento è in una condizione, diciamo, di artrosi molto avanzata e soprattutto di immobilità anche.
siccome, come dico sempre ai pazienti, guardate che la protesi non ha un motore dentro che fa muovere tutto, la protesi sono dei pezzi di metallo nobile, sì, però hanno bisogno dei nostri muscoli, dei nostri nervi, delle nostre arterie e vene per funzionare, altrimenti non funzionano. Quindi insomma è una valutazione che deve fare il paziente chiaramente insieme allo specialista. Certo, perché sì, non è proprio una cosa così semplice, cioè non è che io guardo la radiografia e dico ti devi operare, cioè la radiografia mi dà delle indicazioni importantissime, però poi il paziente che bisogna vedere come sta, perché non vanno a braccetto radiografie e sintomatologia. A volte ci sono radiografie bruttissime, diciamo, di un'articolazione, ma il paziente non sta così male. A volte invece sono radiografie, diciamo, un po' migliori, ecco, non ci sono queste alterazioni così marcate e il paziente ha tantissimo dolore, perché spesso, come si accennava prima, la libertà di movimento di un'articolazione, cioè più si muove un'articolazione che è un po' rovinata, più fa male. Quando comincia a ridursi l'articolarità, il dolore è un po' minore, poi chiaro nelle fasi terminali il dolore ce l'hanno a riposo, di giorno, di notte, sempre. Grazie a Maria per aver chiamato, in questo caso l'intervento chirurgico risolverebbe il problema? Sì, allora la protesi, diciamo, sostituisce l'articolazione danneggiata, permette al paziente la funzione, cioè l'obiettivo della protesi è far camminare il paziente senza dolore o con un dolore molto ridotto, cioè perché comunque l'infiammazione capsulare rimane, cioè va via lentamente con il tempo. Però il paziente che affronta l'intervento di protesizzazione, per esempio del ginocchio, deve sapere che non finisce con l'intervento. Cioè ha la riabilitazione e dopo deve continuare a farla per conto proprio, cioè perché la muscolatura va mantenuta in forma, perché sì, altrimenti la protesi non è che non risolve magicamente il problema. Appunto, non risolve magicamente. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, ore 13, parliamo di artrosi del ginocchio e dell'anca, l'abbiamo già un po' anticipato, però la diagnosi insomma si fa con la radiografia, che è l'esame principe, corretto dottore? Certo, diciamo che l'esame radiografico è il primo esame in assoluto, cioè un'articolazione dolente che non recede, insomma che non passa, perché poi se il dolore passa con un semplice antinfiammatorio o con il ghiaccio, insomma non è necessario ogni volta fare sempre un esame, però diciamo che l'esame di base, quando un'articolazione fa male, qualsiasi articolazione, è proprio il semplice esame radiografico. Qual è il ruolo invece della risonanza magnetica? Ma la risonanza magnetica è un esame più sofisticato che ha le sue indicazioni, cioè, perché ci fa vedere bene, diciamo, la parte legamentosa, i tessuti molli, la cartilagine articolare, però per la diagnosi di artrosi la risonanza magnetica non ha indicazione. È stato dimostrato che sopra i 65 anni è un esame che serve poco, a meno che non ci siano dei dubbi diagnostici o delle motivazioni tali, non so, c'è un dolore che è strano, fa una radiografia, non si capisce bene, ma per esempio nel condilo del femore, che è la parte, diciamo, articolare del ginocchio del femore, c'è un'area dubbia, non so, di colore, un grigio diverso che si vede sulla radiografia, allora dico sì, potrebbe non avere un'artrosi del ginocchio, potrebbe aver avuto un'altra cosa, che potrebbe essere stato anche una necrosi del condilo femorale, per esempio, cioè, o un infarto dell'osso, e allora gli faccio fare una risonanza. Allora in quel caso lì, però insomma sono casi specifici, non è che adesso... L'esame principe rimane comunque la radiografia. Tanti pazienti che vengono con la risonanza magnetica e hanno un'artrosi del ginocchio, dell'anca, insomma, gli dobbiamo far fare una radiografia. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea? Buongiorno, sono la signora Giolanda. Buongiorno, prego. Guardi, io vorrei chiedere al dottore qualcosa, perché è da 1 anno e mezzo che mi hanno diagnosticato una gonartrosi al ginocchio destro
per 2 volte che proprio sono rimasta immobilizzata, proprio non poter camminare, mi hanno tolto del liquido. Poi mi hanno fatto prima 5 punture di acido ialuronico che, avendole comprate, andavo all'ASL e me le iniettava il dottore. Ancora però riuscivo a camminare, ma con dolore, stampelle e tutto. Nelle radiografie risulta anche valco, il ginocchio verso l'interno, insomma. Praticamente poi un altro medico mi ha fatto comprare, leggendo le diagnosi e le cure che avevo fatto, altre 2 punture dicendo che erano più forti. Me le ha fatte e mi ha detto con questo risolverà, perché avendo altre patologie mi ha detto è meglio aspettare, è un intervento pesante, io sono diabetica, poi da un anno mi hanno diagnosticato anche una patologia proliferativa, la policetemia. E allora mi ha detto andare avanti così, vedrà con queste punture starà meglio. Guardi, meglio sì, però io i gradini mi faccio male, girare l'articolazione se devo scendere dal letto, premetto che ho 72 anni e ho dolore fortissimo se nel letto mi devo girare o se sto tanto seduta per poi mettermi all'impiedi. Allora mi hanno detto se no poi si vedrà l'intervento. Ho fatto, guardi, una visita a pagamento per fare l'intervento, per vedere cosa avrebbe detto lo specialista. Prima mi aveva detto è come quando una serratura non chiude bene, bisogna cambiarla. Quando poi le ho fatto presente le patologie che ho, mi è sembrato che per questo motivo tutto a un tratto mi ha detto che mi devo tenere il dolore. L'unica cosa mi ha detto è inutile che fa delle punture, è inutile correre a pronto soccorso, quando ha male gonfiore metta ghiaccio e quando può cammini. Quindi le hanno sconsigliato l'intervento? Sì, mi ha detto, quindi io non ho capito se cioè si è tirato, per le mie patologie ovviamente forse non ritengono che io posso fare questo intervento, per dirmi che mi devo tenere il dolore così quando mettere ghiaccio e cercare di camminare, ma se qua ho male come faccio a camminare? Allora sentiamo cosa dice il dottore, grazie signora. Grazie a voi. Grazie. Ma, io ho capito che la signora comunque ha l'indicazione a fare la protesi al ginocchio perché ha un'artrosi avanzata che le impedisce appunto anche di muoversi, di camminare. Ha anche un'età che diciamo lo consente, cioè nel senso che non ha 30 anni e dico insomma tiriamo un po' avanti perché cominciamo così presto, perché aggiungo che le protesi non durano tutta la vita. Possono avere una durata anche molto lunga, anche 20 anni, se rispettate, diciamo così, se uno dedica un po' di attenzione, però tendono anche a consumarsi, sì, per cui insomma bisogna pensare anche al fatto di doverle sostituire un giorno, ma non credo sia questo il problema per la signora. Le patologie concomitanti di cui soffre, che accennava, ci possono stare, però insomma in questi casi si fanno delle valutazioni globali del paziente, ovviamente lei è anche diabetica, il diabete oltretutto anche diciamo, peggiora l'artrosi ed è un fattore di rischio aggiuntivo per quello che riguarda l'intervento chirurgico, ma insomma i pazienti anche diabetici, anche cardiopatici li operiamo perché altrimenti non può più camminare, a questo punto cioè, non è che c'è un gran guadagno. È chiaro che la signora deve sapere che lei ha un rischio operatorio più alto di uno che non è diabetico, che non è policitemico e che magari sta bene. Volevo solo far presente, approfitto dell'occasione, che il rischio operatorio per qualsiasi intervento uno debba fare aumenta comunque con l'età. Nel senso che lo stesso intervento fatto a 40 anni ha un rischio 1, fatto a 50 ha un rischio 2, fatto a 80 ha un rischio 3, solo perché siamo più anziani, non perché ci siano patologie concomitanti. Insomma, speriamo di aver risposto alla Sì, però signora. se è da operare bisogna che si faccia valutare in maniera complessiva, globale, perché ho capito che l'ha valutata solo ortopedico, così mi è sembrato di comprendere. Certo.
Torniamo a noi, insomma, un attimo prima della pubblicità. Abbiamo detto comunque che il trattamento deve essere mirato e precoce, come abbiamo già anticipato, insomma, non bisogna aspettare che la situazione sia ingestibile, quindi non si riesce nemmeno più a camminare, ma insomma bisogna un attimo prima ecco, farsi visitare. Sì. Ecco. Sì, diciamo, no, precoce più che altro può essere non il trattamento, insomma, precoce è un po' l'inquadramento della situazione. Perché in questi casi qua non è che uno si opera preventivamente, perché l'intervento chirurgico, parlando di ginocchio, di protesi del ginocchio, è un intervento impegnativo e è giusto che il paziente sia motivato, perché il paziente motivato è il paziente che va meglio, perché è convinto di farlo e lui sa quando deve fare l'intervento, cioè perché non ce la fa più. Ma no, non ce la fa più nel senso che comincia a dover ridurre le sue attività, non che è rimasto in carrozzina, perché per arrivare dal dolore quando cammina a essere immobilizzato passano anni, sì, non è che si uno tempo per pensarci, intendo dire. Però ecco, va inquadrato, uno ha un problema, va inquadrato, fa le radiografie, gli esami necessari e poi si può iniziare in base anche al quadro anatomico, insomma a quello che si può vedere dagli esami che abbiamo richiesto e alla sua condizione a impostare un trattamento che può essere medico solamente, riabilitativo o anche addirittura, come ha fatto, come ho sentito dire, trattamento con l'acido ialuronico, che gli acidi ialuronici più moderni, diciamo, avendo un peso molecolare maggiore, cioè sono più densi, hanno una resistenza agli attriti molto, molto più alta, per cui permettono all'articolazione di essere un po' più lubrificata e riducono ovviamente il dolore, perché fanno da cuscinetto sostanzialmente tra le due ossa che altrimenti sfregherebbero troppo. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per l'ultima parte ancora insieme di Ore 13, a tra poco. 5. Ben trovati ancora in studio, ultima parte ancora insieme di Ore 13. Adesso chiedo al dottore, insomma abbiamo raccontato un po', ecco, un po' tutto quello che riguarda l'artrosi del ginocchio e dell'anca, allora arriviamo insomma alla cosa fondamentale, le soluzioni terapeutiche e le nuove frontiere di cura. Ci sono insomma delle cure nuove, anche insomma sperimentali, che insomma di cui se ne parla? La ricerca è sempre in evoluzione, per cui ci sono sempre nuove proposte e possibilità di cura. Dobbiamo sempre ricordare che l'artrosi è un fenomeno degenerativo legato all'invecchiamento, all'usura delle articolazioni, per cui è un fatto, diciamo, quasi fisiologico in un certo senso, però può essere alterato da anomalie che intervengono durante il decorso della vita oppure legate a fattori ereditari o familiari anche. Ci sono proposte, diciamo così, terapeutiche in base al grado, all'età, all'evolutività della situazione, perché si parla anche molto di cellule mesenchimali, però ecco, diciamo che hanno un loro spazio queste cure, però sono legate soprattutto, sono relegate a pazienti più giovani che hanno particolari difetti cartilaginei, e allora in questi casi, diciamo, si fanno anche degli interventi chirurgici o anche in artroscopia con innesto di cellule mesenchimali, di membrane particolari, insomma questi sono casi un po' di nicchia, ecco, diciamo, non è che è la maggioranza. Per quello che riguarda, diciamo, l'artrosi più generica, insomma quella più frequente, anche qui non è che tutti i pazienti devono essere operati. In base al quadro clinico, soprattutto al radiografico, soprattutto al quadro clinico, cioè a come sta una persona, cioè le sue esigenze quali sono, cosa non riesce a fare, perché sono queste le domande da porre. Lei cosa non riesce più a fare? E lui mi dice: io vado a giocare a tennis, non ce la faccio più. Bene, questo può essere un problema, perché la vita, insomma, non è fatta solo di lavorare, certo, di stare a casa.
allora in base a ciò gli si può dare una risposta. Gli interventi precedenti parlavano di viscosupplementazione, cioè il trattamento con l'acido ialuronico. Dicevo, gli acidi ialuronici più recenti permettono, diciamo, nelle fasi non gravi di avere ancora una buona articolarità con dolore molto modesto, ridotto. Sì, è vero, noi usiamo anche a volte il cortisone, l'infiltrazione di cortisone nelle fasi molto dolorose perché quello disinfiamma, però quello è come prendere una pastiglia fondamentalmente, è solo che ci andiamo proprio diretti nell'articolazione. Poi bisogna cercare di instaurare un trattamento che può dare un po' di beneficio, perché non è che l'intervento chirurgico è la prima proposta. Certo. L'intervento chirurgico arriva un po' alla fine del percorso, quando il paziente non riesce più, deve limitarsi molto, il dolore diventa importante, allora in quel caso lì si può parlare di intervento chirurgico. E comunque chirurgico. chiaramente insomma alla base c'è una valutazione che viene fatta. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Paola. Buongiorno Paola, prego. Io ho un problema anch'io di gonartrosi eccetera, ho fatto già alcune visite, mi hanno detto che ho la cartilagine che si sta sbriciolando, che è un po' in necrosi. Volevo chiedere, siccome mi hanno proposto una terapia innovativa che si chiama PRP, se il professore mi sa dare qualche indicazione maggiore riguardo a questo, siccome per me è la prima volta, non ne ho mai sentito parlare. Grazie, possiamo chiedere l'età? Può essere... Sì, certo. L'età, 64 anni. Complimenti signora, perché ha la voce molto squillante. Allora, cosa possiamo dire? Sì, il PRP, che sarebbe il plasma arricchito di piastrine, è una dizione inglese, però vuol dire plasma arricchito di piastrine, lo facciamo anche noi, ecco, prima non l'ho detto, però è un trattamento abbastanza semplice, che se c'è l'indicazione giusta, cioè non in forme diciamo così di artrosi gravissima eccetera, può avere una sua funzione, in quanto si è visto che le piastrine hanno un'azione rigenerativa e antinfiammatoria, soprattutto l'azione antinfiammatoria molto elevata. Consiste in un prelievo di sangue del paziente che viene centrifugato, preparato e iniettato nell'articolazione, in ambulatorio questo. Si fa un ciclo di 3 solitamente, a distanza di un mese l'una dall'altra, e dà beneficio, viene usato nelle forme articolari oppure anche nelle tendiniti, per esempio tendine di Achille, epicondiliti, forme di questo tipo. Quindi insomma la signora con questo trattamento potrebbe trovare sollievo. Evidentemente vuol dire che ha l'indicazione, insomma, per cui io direi che varrebbe la pena provare. Grazie Paola per la sua telefonata, siamo davvero in chiusura e le chiedo quest'ultima cosa, insomma ne abbiamo parlato, abbiamo solo accennato, l'intervento chirurgico sì, ma anche no, però poi c'è la riabilitazione. Sì, l'ho accennato prima, sì, la riabilitazione ha un ruolo fondamentale. La protesi può essere messa nel momento giusto, nel modo giusto, poi le protesi sono protesi anche personalizzate, diciamo, sì, non è che è fatta su misura per il paziente, però ci sono molti tipi di protesi che noi sulle radiografie facciamo dei planning, delle pianificazioni, scegliendo anche il modello più adatto per il singolo paziente, in modo da rispettare le leve del suo organismo, cioè non è che mettiamo un braccio di leva più lungo o più corto, cerchiamo di rispettarlo usando non la stessa protesi per tutti, ecco, per dire. Certo. La riabilitazione è fondamentale perché il recupero poi muscolare ci permette di camminare bene e soprattutto la protesi verrà stimolata, sollecitata nel modo corretto, perché altrimenti ovviamente se la muscolatura non è tonica si cammina un po' male, la protesi viene sollecitata male e si tende nel tempo a mobilizzare o a usurare. Ha una durata la riabilitazione? La riabilitazione di solito può durare un mese e mezzo, 2 o 15 giorni, a seconda della risposta del paziente. Poi il paziente certi esercizi li deve continuare a fare a casa perché è così. Autonomamente, certo. Bene, io la ringrazio, siamo in chiusura, ringrazio il dottor Claudio Melchior, primario di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano Vittorio Veneto, di essere stato con noi, averci spiegato e risposto alle domande dei nostri telespettatori. Grazie a voi. Grazie anche a voi di averci seguito da casa e quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci a tutti.